Sì, è una vera e propria sfida, noi l'abbiamo presa con molto impegno, intendo il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Agricoltura, siamo impegnati da 2 anni per portarla avanti ed è una sfida perché eh, è una doppia sfida, per il valore culturale che rappresenta la nostra cucina italiana, perché identifica proprio gli italiani, è uno stile di vita che è molto apprezzato nel mondo e poi ha anche un valore strategico perché io ricordo sempre che la cucina italiana vale nel mondo 251 miliardi di euro e noi abbiamo anche un problema di tutti quei prodotti contraffatti che richiamano un po', vengono definiti Italian sounding, cioè copiano un po' l'estetica, l'immagine, ma non la qualità e che ci sottraggono fino a 120 miliardi di euro all'anno. E quindi noi pensiamo che vincere questa sfida, ottenere il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell'umanità, possa consentirci in futuro poi di tutelare meglio i nostri produttori e i nostri prodotti.